In poco meno di 20 anni siamo passati dalle macchine fotografiche a rullini a quella schedina elettronica, ovvero dalla pellicola al digitale. L'Associazione Culturale Frenetic, in collaborazione con la Fondazione Claudiense Onlus, ha voluto incentrare su questo tema la seconda serata della rassegna Quattrociaccoli, invitando, il 26 ottobre a Palazzo Grassi, il fotografo chioggiotto Fausto Zennaro, in arte Fotobullo, per raccontare la sua personale esperienza di questa epocale evoluzione della fotografia. In questo video riportiamo alcuni brani del racconto tratti dalla serata a Palazzo Grassi e altri da un'intervista realizzata da Riccardo Ciriello. Pensiamo che molti fotografi storici della nostra città si rispecchieranno nelle sue parole, mentre per i più giovani sarà utile per conoscere qualcosa in più di questo formidabile mezzo espressivo. Innanzitutto terrei a precisare cos'è il fotobullo. A mio avviso, secondo la mia esperienza, è la fotografia chioggiota a 360 gradi. È il primo studio fotografico nato a Chioggia ancora 2 secoli fa, 1889. Il negozio si è spostato nel 1947 in piazzetta adesso Merlin, dove si trova attualmente, e credo sia uno dei negozi più antichi sempre in quel luogo di Chioggia, con la stessa attività. Il fotobullo era identificato come la fotografia. Un aneddoto che mi è stato raccontato: negli anni 60 una coppia di chioggiotti erano andati in viaggio in montagna e cercavano un negozio di fotografia. Lo cercavano, hanno chiesto informazioni a un vigile, un passante. Non hanno chiesto dove è un negozio di fotografia, dove è un fotobullo. Dove è un fotobullo? Quindi identificavano la fotografia con il fotobullo. La fotografia era ancora, quando ho cominciato 38-39 anni fa, era ancora un tabù, secondo il mio avviso. Io parlo sempre per la mia esperienza personale, dietro un banco di un negozio che faceva fotografia. La gente vedeva la fotografia come qualcosa di molto lontano, quasi inavvicinabile, non una pista che non siamo negli anni 60 o 50, siamo alla fine degli anni 70. Il fotografo era visto come un artista a 360 gradi, era rispettato per il suo lavoro e per quello che rappresentava, quello che a mio avviso oggi non è, secondo la mia esperienza. Venivano a chiedere di andare a casa a fare la fotografia del compleanno del bambino, facevo un anno, una foto, 2 foto. Io sono andato, è stata la mia prima esperienza lavorativa, è stata quella. Si usavano macchine un po' ingombranti, tipo questa, dove permettevano di fare pochissimi scatti, molto rumorose, quindi anche nelle cerimonie dovevi stare attento a quando scattavi e dove scattavi. Le pellicole che portava questa macchina o similari erano 12 pose, non ne faceva di più, potevi arrivare a 24 al massimo. Tutte le mattine in 36 anni non mi ha mai insulito andare a lavorare, perché poteva essere un giorno diverso dall'altro, come che mi si capitava di montare su una barca, andare via 2 giorni lungo il fiume a fare le fotografie a una roba, o in studio quella che aveva delle esigenze particolari o quello che aveva delle esigenze particolari. Cioè, l'asi monotona, però ti è sempre imprevisto. Oppure trovare la donna che vuole il ritocco della fotografia del marito o parente morto, che ha il cappello, e lei lo vuole senza cappello, e ti dici, si può anche fare, però voglio sapere i capelli come chi c'era, grandi, la ti dice che cavi il cappello, non ti vedi. Questa sembra una barzelletta. Non è una barzelletta, è capita il buio. Domani capita. Bisogna cambiare tipologia di lavoro, il digitale ti aiuta tantissimo, ma ti fa lavorare molto, ma molto di più. Sì? Guarda che mi gira. Allora, ad esempio, 6 rullini. Tempo per mettere a posto un matrimonio, cioè visionare le fotografie, mettere i numeri 1, 2, 5, 7, quello che sia, mezz'ora.
Stesso matrimonio in digitale. Ti scarichi, ti salvi, ti fa. Solo per visionare le fotografie e buttare via, cioè da alla fine che ti ha finito di fare il libro, se ti lo fatti io o roba del genere, non so se ti basta 10 ore. Non credo. Al manco parlo per me. Tutto questo parlo per la mia esperienza. Ma per qualsiasi roba, anche per una semplice fotografia, che prima non ti avresti mai ritoccato, cioè tanto ti sa che in laboratorio, bene o male, c'è sempre un po' di sistemazione, ti che metti le mani, anche se non te ne ha bisogno. Prima ti scattevi, ti mandavi, ti stampavi e è già pronto, e ti incassevi o ti esponevi, adesso no, ti metti le mani. E il ritocco fa sempre parte della fotografia, ha sempre fatto parte della fotografia, ma stravolgere una roba è un discorso un po' diverso. Se quello è rosso, là sei lo rosso. Ma non mi pareva che rosso, ma quanto cazzo di rosso deve essere? Rosso, sì. Cioè, ricordate che la macchina fotografica non vede mai quello che vede l'occhio. Adesso dopo ti fai il RAW, ti ha tutti i colori e ti decidi se ti viene giallo o se ti viene rosso. Una volta nei leggeri filtri, se ti sapevi usarli ti facevi fotografie quasi giuste, non giuste, quasi giuste. Se non ti sapevi usare, una volta che c'era poco nero, che c'era o 3200 o 3400 gradi Kelvin o 5500, cioè 6500. Cioè, Esatto. le pellicole che ti acquistavi in bottega c'era tutte tarai per luce diurna o flash, che c'era dei 5500 gradi Kelvin. Se malauguratamente ti dovevi fare una fotografia senza flash in un ambiente chiuso all'interno, stai tranquillo che ti potevi mettere a mano nel fuoco che veniva tutti i gialli, cioè caldi. Poi si c'era nero, c'era peso che peso, verdi tipo zombie. Allora esisteva dei filtri, non mi ricordo quello per il neo, ma mi ricordo qui perché li ho adoperai miei. Qui per la luce diurna a luce ambiente c'era un filtro blu, azzurro. Momento, che c'era 3 tonalità, 80 A, 80 B, 80 C mi pare, non so se ne c'era, in base a quanta asalio che c'era la luce, e là ti dovevi valutare te quello mettere. E una volta scattata già la scattata. E l'anno che c'era ritocchi da fare. Oltre alle 2 macchine che avevo abitualmente, una macchina col 35 mm o 50 e una macchina con l'85, e a volte intercambiavo, mi ricordo, andavo via di casa con 2 o 3 rullini a 36 e facevo sempre la stessa strada, Canal Venere, Canal Lombardo, Rive Mare. E c'è stato che ho fatto la mia foto più famosa, che è quella del Vecchio, quella che l'ho vista stampare, ma l'ho fatta per caso, non c'è nessuna tecnica, nessuna... l'ho visto e l'ho scattata e basta. Se ti lavarmi, le tecniche fotografiche non è niente, è bianco e nero. E allora l'avere bianco e nero perché mi stampevo me. Grande libidine, la stampa, lo sviluppo. Secondo me quella è un'emozione. Adesso è un'emozione. La prima stampa. Sarà che è venuta dopo delle peripezie che non riuscivo a stampare. E niente, ho cambiato bagno e la prima volta che si impressiona la fotografia è stata una magia. È stata una magia. Veramente. E tutte foto 10-15. Dopo un paio di giorni mi ho azzardato a stampare un 18-24 costi e l'ho ancora che la fa. No, me la sottolineavo.